La sicurezza è un lusso, almeno in Italia, il paese dove si pagano le tasse più alte d'Europa. I soldi, quelli, chissà in che calderone finiscono. Certo che negli ingranaggi che fanno girare il denaro pubblico c'è qualcosa che non va se la polizia non ha la benzina per inseguire i banditi e i vigili del fuoco non possono pagare la bolletta dell'acqua. Hanno tagliato centinaia di milioni destinati alla sicurezza e a Vicenza in particolare sono 4-5 anni che non arrivano uomini, le ultime assegnazioni di macchine per il controllo del territorio sono del 2006 e stiamo continuando a diminuire come organico. La benzina abbiamo 50 euro a settimana, dove andiamo? Una paghetta, 50 euro a settimana. Sì, esatto, guardi, noi lavoriamo in queste condizioni, gestiamo le emergenze e qualche intervento sul territorio per traffico illecito dei rifiuti, discariche abusive, sicurezza agroalimentare. Cominciamo dai servizi di luce, acqua, gas, telefono. Acqua, i vigili del fuoco anche l'acqua. Ce l'abbiamo, non ce la tagliano sopra il fatto che sono interruzione del pubblico servizio e quindi di conseguenza voglio dire, il pagamento a queste società non avviene da almeno da 2 anni e mezzo, 3. Pagate l'acqua? Sì, l'acqua, la luce, il gas, il telefono. Scene di una protesta. Le forze dell'ordine scendono in piazza per chiedere un contributo ai cittadini per acquistare il carburante, per pagare la bolletta. I tagli alla sicurezza stabiliti dall'ultima finanziaria precipitano il paese nel collasso della sicurezza. Non ci sono più abbastanza agenti, mancano i mezzi e a Vicenza c'è già chi chiede di portare le guardie private a custodire Campo Marzo contro lo spaccio di droga. La sicurezza non è un costo, la sicurezza è un investimento e va mantenuta. Ed è sicuramente ed è pubblica, non può essere privatizzata. Se si continua così si arriva alla privatizzazione della sicurezza. A Vicenza la protesta è esplosa in via Cavour, proprio accanto al municipio. Il sindaco Achille Variati ha dovuto fare pochi passi per portare la sua solidarietà alla polizia. Al governo debbono arrivare delle risposte, altrimenti quei 4 soldi che abbiamo anche nelle nostre comunità cittadine li metteremo a disposizione della polizia, della questura, dei vigili del fuoco, danno dei servizi essenziali, no? Ma in che mondo viviamo?